questa sera abbiamo avuto la defezione dello storico presentatore di questo evento che mi ha ceduto il microfono, quindi sarò io a introdurre e a intrattenervi per questa presentazione dei corsi. Apriamo quindi questo nostro anno accademico 23-24 avete visto un librettino di nuovo bello ricco di corsi. Abbiamo ben 41 corsi, tanti corsi anche nuovi, li vedremo un pochino insieme. E abbiamo avuto una bellissima risposta. Quest'anno bisogna dire che fortunatamente, finita tutta la crisi del Covid, ogni comune ha potuto riattivare la propria Uni3 e quindi giustamente i numeri si sono un pochino più sparsi sul territorio. Noi comunque quest'anno abbiamo avuto 253 iscritti, devo dire le donne sono la maggioranza assoluta, 204 sono donne e solo 49 uomini, quindi guardiamoli bene perché sono rari, possiamo un applauso ai coraggiosi. Le fasce d'età, ecco, anche questo è interessante. Abbiamo iscritti che vanno dal 1930 al 1994, quindi direi che tra il 1930 e il 1950 abbiamo ben 129 iscritti, poi tra il 1951 e il 1970 ne abbiamo 117 e poi un po' più giovani ne abbiamo 5 degli anni che dovrebbero avere 50 anni circa, e poi uno del 92 e uno del 94, giovanissimi, dei bambini praticamente. Appunto il più giovane, ovviamente dei nomi e dei cognomi, è del 1930 e il più giovane, mi hanno scritto al contrario, il più giovane è del 94 e il più anziano è del 1930. Abbiamo comunque una rappresentanza un po' di tutti i comuni che sono intorno alla Ligure, perché 3 persone arrivano dal Bissola Superiore, 2 dal Bissola Marina, 2 da Altare, 5 da Bergegio, 1 addirittura da Genova, 17 da Pigliano, 131 da Savona, 1 da Sesto San Giovanni, ma penso che abbia messo il ruolo dove alla residenza, ma forse non dovrei dire, 10 da Stotorno, 78 da Valdo Ligure, 1 da Beziportio, e comunque direi che abbiamo un po' mantenuto i contatti con tutto il nostro territorio. Questo pomeriggio si svolgerà in questo modo, quindi io intanto vi presenterò velocemente i corsi e le iniziative che sono aperte a tutti, perché come se leggete bene il nostro librettino vedrete che alla terza pagina c'è conferenze e iniziative varie. Queste sono aperte a tutti gli iscritti, oltre a tutti gli iscritti e sono gli iscritti anche alla biblioteca. Intanto vi sottolineo che ogni primo martedì del mese presso la biblioteca si riunisce il gruppo di lettura, cosiddetto GLG, gruppo di lettura Gropallo. Ci racconteranno di un'esperienza molto particolare, molto interessante per i badesi, ma per tutti noi e anche per gli amanti dell'arte. Perché sapete, recentemente è stata restaurata la facciata della chiesa Filippo di San Giovanni e Fabio ha avuto l'idea di realizzare un filmato grazie all'uso di un drone e quindi ha potuto filmare da vicino anche quelle cose che noi dal basso non vediamo. In particolare ha deciso di ampliare questo progetto, e poi ci spiegherà meglio con l'aiuto delle 2 restauratrici che non so se verranno, forse non ce la fanno oggi, che sono Claudia Maritano e Elisa Mezzano, che hanno curato appunto il restauro di alcune di queste statue, scoprendo anche delle cose nuove, nel senso che alcuni particolari magari non si conoscevano, proprio perché per più di 100 anni gli studiosi non si erano potuti avvicinare a queste opere. E Magda Tassinari ci spiegherà invece dal punto di vista artistico il valore di questo lavoro e le varie scoperte.
è dedicata proprio a un filmato che poi è stato montato, ma ce lo spiegherà meglio lui, proprio per raccontare i restauri e quello che ovviamente è stato possibile ricostruire. Va bene, grazie. Buonasera a tutti. Niente, io sono un vadese come voi da 35 anni a questa parte e niente, com'è andata questa cosa qua? Vado subito a bomba senza... come tanti di voi stavo aspettando che questi lavori di restauro della facciata venissero ultimati. Era un'attesa, tra l'altro, che diciamo era più pressante proprio perché ero da poco tempo in possesso di un drone che mi avevano regalato i miei figli proprio vicino all'accedere alla pensione e quindi niente, la mattina che stavano finalmente ultimando il montaggio di questi ponteggi ho detto ma sì, dato che sono qua che aspetto provo ad andare a vedere dentro nella chiesa che non è che la visito tutte le domeniche, ci sono entrato nell'89 quando mi sono sposato, quando ho battezzato i miei figli, poi per altre ragioni di lavoro non è che c'è entrato sempre e niente, tutto sommato l'ho vista in occasioni così, per altri impegni non ho avuto il tempo di guardarla, osservarla, ma tutto sommato ci sono anche dentro delle belle cose. Poi ho letto una locandina di un restauro eseguito da Renato Boi e niente, è un mio vicino di casa, diciamo, conosco molto bene, la sorella, siamo amici e quindi da lì ho contattato lui. Lui mi ha detto a questo punto non posso eseguire quello che mi stai chiedendo perché avevo bisogno di non fare solo un filmato, a un certo punto è venuto a dire faccio solo un filmato, vediamo di fare qualche cosa, una specie di documentario, spiegare un pochettino le opere che sono custodite dentro la chiesa. E niente, da lì ho cominciato a contattare appunto la signora professoressa Magda, la Sinari, e poi da lì abbiamo contattato anche le restauratrici che hanno eseguito il restauro. Poi con l'ausilio di un carissimo amico di Genova che si chiama Gianni Betta, che purtroppo oggi non può essere presente, niente, abbiamo molto. Insomma, volevo soltanto raccontare un aneddoto da Bravesi che senz'altro i valdesi capiscono. Le restauratrici erano là sopra a restaurare quelle statue e le statue erano state restaurate già nel 97, però in un modo molto approssimativo, cioè era stata aggiunta Malta, ma non un restauro filologico come hanno fatto loro, molto più precise e anche seguite molto dalla sovrintendenza. E facendo questo restauro smantellano questa corteccia che è stata messa negli anni 90 e vendono tutto nero, cioè tutta le statue con una patina nera e non capivano perché una è di celle e l'altra della Valborme e la cos'è sta roba nera. Allora ho dovuto prendere i documentari storici, quelli che sono qui, si ricordano l'avvado delle ciminiere, delle fabbriche, no? Della Formicoc, delle eccetera eccetera, e gli ho fatto vedere i video per fargli capire che quella patina di nero era non nemmeno su muovi, proprio quello che era nelle facciate di San Ignazio, per capirci, ecco. Quindi sono stata una testimonianza storica da un certo punto di vista. E questo è un aneddoto così che tanto per farlo un po' di sta. Vabbè, ringrazio tanto Donatella di averci ospitato e addirittura per l'inaugurazione di questo corso, quindi siamo molto lusingati e contenti. E questo video che vedrete è stato già una testimonianza per la Chiesa, ha voluto sia fare questo restauro che poi ha consentito a fare questo video, anzi era molto contento e vedrete che comparirà anche lui. Ebbene, è stato presentato a San Giovanni. Era proprio da condividere, se possibile. Se ci sono poi delle domande. Certo, assolutamente. Allora, può partire, spegniamo le luci.
Quelli che non ce l'hanno abbiano pazienza, sono là che versano. No, dai.